Bella raga, ciao a tutti, il comandone veneziano, andiamo avanti con la stagione. Abbiamo subito Atalanta-Venezia, partita importantissima per capire veramente se siamo la squadra che può ammazzare il Championship, come si suol dire. Ok, qua tengo le mie statistiche, sinceramente. Ok, Recoba ancora, io provo a far giocare male il secondo tempo da Alvaro Recoba. Qua abbiamo tutta la squadra che sembra anche in forma. Buono, dai, possiamo partire. Ok raga, ci siamo. Maurizio Ganz per l'Atalanta, Pavan che è un giocatore del Venezia, Ferron che ha giocato comunque negli anni d'oro del Venezia, Thomas Lucatelli, Damiano Zenoni. È l'Atalanta con bei nomi, onestamente. Andiamo e vediamo se riusciamo a fare la differenza anche a Bergamo, allo stadio Atleti Azzurri d'Italia. Vai Fiori. E si parte. È subito Pavan però. Mauri Ganz. Kozminski. Ma da altre sole, attenzione Rotella. Aiaiai. 1-0. Subito gol dell'Atalanta. Calcio d'angolo subito Eceverri. Però il pistolero Tommasi. Macai. Fuori gioco forse, non lo so. Davide, no. Bobaldo. Bobo Vieri dopo 3 minuti pareggia in 3 minuti 2 gol, incredibile. Siamo al 37esimo ragazzi, partita non facile, molto equilibrata, ma l'Atalanta è una bella squadra, lo sappiamo. Pavan, Rodriguez. Quindi bravo Sordo. Eceverri. Bravo Ecce. Macaino. Quasi gol, peccato. Secondo tempo messo in campo Recoba, vediamo debutto di Alvaro Recoba. Roy, il pistolero, Ambro. Bobo, parata di Ferron. Ho dato un po' di grinta, soprattutto ai centrocampisti e attaccanti, che li ho visti un po' così. Raga, che si può vincere, si deve vincere. Ancora Sordo, che è un giocatore veramente di categoria superiore. Recoba, Rec. Vai Rec. Roy, il pistolero, Tommasi. Peccato Vanoli. Macai, boom. No, ma dov'è il fallo? Fuori gioco. Ed è gol, cavolo. Dai, fuori gioco dove, per piacere. Nervoso il debutto, Rec. Sordo. Il pistolero si gira benissimo. Tommasi, Ambropini. Sbaglia Ambro, peccato. È entrato Demetrius per Sordo che era un po' stanco e stroppa per Iachini, Vieri, Ambrosini. Non sbagliare Ambro. Tommasi. Siamo una squadra giovanissima ragazzi. Demetrius, Tommasi. Luppi. Ancora Tommasi. Vai Deme. Il pistolero, Vieri, peccato. Stroppa recupera. Questa collaborazione Milan-Venezia comunque è importantissima per il Venezia. Ambro, Tommasi, gol di Vieri. Grande rimonta del Venezia e siamo 3-1. Venezia perfetto. Recoba, Tommasi, mamma mia. Peccato, calcio d'angolo, tanto cambi. Montella e Olive per Vieri. E Tommasi. Ferron, rinvio. Guarda come recuperiamo. Stroppa. Olive. Comunque ragazzi, devo rivedere il discorso di un acquisto, diciamo, di giovani a squadra, perché ho visto anche da video su YouTube che le big, soprattutto in Italia, ne comprano a sbrega di campioni giovanissimi, quindi devo un attimo valutare sta cosa in base. No, brutto errore qua. Non bene, Ganz, Mauri, ma recupera ancora Nava. Attenzione Vincenzo, l'aeroplanino, questo giovanissimo attaccante italiano, da là in mezzo, e invece gol di Vincenzo Montella, primo gol col Venezia. Mamma mia raga. Berlusca sta creando un Venezia come il Milan raga.
Altri 3 punti, dai che va bene. Attenzione, Recoba. Primo gol per Al. Recoba fuori di molto. Peccato. E finisce qua, ragazzi. Altri 3 punti importantissimi. Ottimo inizio. Che inizio di stagione, raga. Comunque non era scontato col fatto che sono tutti giocatori nuovi, per quanto certi sopra la categoria, perché quelli del Milan, cioè, sicuramente sono giocatori da Serie A e di parecchio anche. Raga, è finito il calciomercato, volevo vedere un po' nel mondo cosa è successo, sinceramente. Allora, vediamo, in Serie A, chiaramente ho dominato io, vediamo tutti gli spostamenti. Non c'è qualcuno di pesante. Porrini, Cravero, Van Vossen alla Juve. Così sono curioso. Oliver Biro fa il Napoli. Grande Oliver, che insomma non è molto veloce, ma se sappiamo chi di testa è leggermente un fenomeno. Non vedo, vabbè, i miei chiaramente. Comunque ho visto proprio che in Serie A soprattutto c'è la Juve che su certi save compra 4, 5, 6 giocatori che proprio diventano delle bestie, quindi devo stare attento perché non posso far rinforzare troppo gli avversari. È difficile da questo punto di vista, non vedo niente di incredibile comunque. Vediamo in Francia. In Francia ma possiamo andare per... scusa, no, perché non possiamo, cazzo. Speravo comunque i migliori sono questi, quindi voglio dire... Non vedo spostamenti grossi. England, Trevor Steven, Molby, Cabrera e Steve Nicole. Olanda, vabbè, Rijkaard, Vossen, l'Orklund, questo ex Venezia anche, e Pippo Coquio all'Arsenal, ragazzi. Ajax smantellata, o quantomeno ha perso qualche pezzo. Ma questo chi è parente di Hasselbank? Chissà, forse il Papa. No. Vabbè, Germania che forse non l'abbiamo vista, Underbruge, vabbè, Xavier, Apal, Bonomi. Non vedo colpi mostruosi. In Espana, Cristobala, vedi la Juve compra tutti. Cesare Sampaio, Eusebio, che non è ovviamente Eusebio. C'è la Juventus, ragazzi, però fa paura perché compra chiunque la Juve. La Juve compra veramente tutti, è fortissima. Via, adesso, cioè, Jarni. Vediamo Del Pierino, beh, Del Pierino scarso, Del Pierino. Vabbè, insomma, tutto tranquillo, dai. Raga, Venezia, Verona, debutto dal primo minuto per Alvaro Recoba. Dai, andiamo avanti così. Al Penzo per vincere il derby con l'Hellas. Che il Verona, ragazzi, assessi i nostri punti, eh. Sordo. Tommasi. Recoba, ed è subito Recoba. Mamma mia, dopo un minuto siamo già in vantaggio. Roy Mackay, 2-0, mi sono perso il gol forse, che cacchio. Vediamo se è fuori gioco. No, gol di Mackay. Non è neanche il replay, comunque gol di testa di Mackay, scusate. Bobo per Iachini, mamma mia. Vanoli, Ambrosini. Tommasi, Ambro. Iachini, Luppi. Sordo, Tommasi. Mackay. 2-0, bisogna capire però se è fuori gioco o meno. Rigore per il Verona e forse espulsione, non lo so, da capire. Rigore, speriamo non rosso però. Marino, brutto errore qua in difesa, Marino può accorciare le distanze, pioggia leggera al Penzo. Gol, 3-1. Incoraggiamoli comunque, è frustrato, ma perché?
Hai appena preso un gol, incoraggio, stronzi. Recoba, per sordo. Vanoli. Ambro. Vieri. Madonna, ragazzi, siamo devastanti ancora. Oh, ma, cioè... Sono gol, ragazzi, non è colpa vostra. Comunque, vabbè, devastante. Sarà più difficile la Serie A, mi pare, della B. Quest'anno, secondo me, col Venezia. Non dico che le vinciamo tutte, ma quasi. Esposto. Ficcadenti. Cammarata, grande Cammarata. La Venezia si trova a meraviglia. Sia Milan che Venezia giocano con controllo del possesso, comunque. Però più spregiudicato Venezia. Bobo, mamma mia. E sono tutti sbarbati, nessuno è nel suo prime, ma proprio, cioè, completamente fuori dal prime. È incredibile vedere un Venezia così. Non pensavo, a parte appunto Inava e Stroppa, che Stroppa neanche non gioca. Luppi, ecco, forse è un giocatore della categoria superiore agli altri, non credevo proprio. Cioè, ficcadenti. Tommasi ex Verona, quindi squadra di Serie B. Abbiamo trovato forse l'amalgama perfetta. Marino, Moretti, ficcadenti, attenzione però, Cammarata fuori di molto. È forte adesso al penso, Cammarata fuori. Attenzione nel fare i cambi, gol del Verona, incredibile Manetti, 5-2. Ci siamo un po' abbassati e il Verona sta attaccando adesso, attenzione, mamma mia traversa. Ho fatto la squadra di rallentare un po', però un secondo tempo dove il Verona sta giocando meglio, E noi chiaramente 5-2 siamo che tranquilli. Un derby stradominato. Tanto Recoba lo togliamo che... Proviamo Stroppa trequartista, sono curioso, mamma mia. È il suo ruolo. Però è troppo poetico Recoba, già Venezia. Attenzione Montella, sbaglia. Ancora il Verona. Sta diluviando il penso adesso, Casazza. Attenzione ancora per Marino, dormiamo adesso, però stiamo dormendo. Ho avuto la squadra di giocare più piano, più tranquilla, male. Vaffancuore. Adesso me lo mette Stroppa, eccolo qua. Giovannino Stroppa, boom, peccato. Li rimproveriamo però, perché non si fa un secondo tempo così, sordo. Sotto il diluvio veneziano. Boom, Nava, parata incredibile di Casazza. Tommasi, Ambro, Vieri, gol. 6-3, mamma mia. Calcio bailato in questa Serie B. 206 gol a partita. Vieri ovviamente è la stella, che ci siamo ritrovati in squadra, quindi c'è pazzesco Vieri, sordo. Vieri ancora lui, ancora e solo 9 gol in 4 partite, signori. Bobo Vieri. Chiaramente se prendiamo la salvezza con 20 turni di anticipo, poi ovviamente non facciamo vedere le altre partite, questo è abbastanza scontato. Dopo il Venezia di King George c'è il Milan del Cume, e abbiamo Protti, Fontana, Nicola Ventola, Tovalieri, Pedone, che lui è ex Venezia. E vediamo il Milan ovviamente sulla carta, chiaramente 100 volte più forte del Venezia, ma ha un campionato più difficile perché la Juve, ragazzi, è devastante quest'anno, e sta anche comprando tanto. Vai, subito il Bari al San Nicola, Pedone. Il Bari vuole imporre il gioco. Baresi, Rijkaard, Uragano, Franklin per il capitano, Marcel Esai, Demetrio, Van Basten, Albertini, Maradona, Van Basten, si trova una meraviglia, Marcolino, incredibile. Traversa linea fuori. E il Pivereolo, Maradona. Van Basten di testa, ancora Bari. Maradona, quinto minuto. Rijkaard, Panucci. Gol. Rud Gullit, 1-0 Milan. Calcio d'angolo, Diego. Milan hanno cambiato pochissimo, ha proprio bisogno di Maradona, perché solo togliere lo sfizio a parametro zero, ma il Milan in quegli anni dominava il mondo.
Albertini, Maradona, Montero. Maldini dovrebbe rientrare nel secondo tempo, che Montero già rompe i maroni. Giocatore dal carattere veramente difficile, Panucci. Mamma mia, signori, spettacolo a San Nicola, Milan devastante. Possesso palla fenomenale, Diego, mamma mia. Grande Diego. Albertini. Si vede il Bari, vediamo se fa qualcosa. Barone. Attenzione al Bari, marchiamoli, gol, incredibile. Gol di Tovalieri, dormita generale, gol di Tovalieri. Fine primo tempo, 1-1 a San Nicola. Van Basten, il Cigno, gol. Gol del Cigno di Utrecht. 2-1. Bravi ragazzi, dai. Per il Milan, Demetrio, Rud. Bravo Fontana. Fontana al rinvio. Protti. Attenzione Protti, costa curta a vuoto, ma c'è Montero. Uragano Franklin. Maradona, Van Basten. Mamma mia che brutto. Gautieri. Gerson. Ma recupera ancora Maradona. Mamma mia Maradona ragazzi. Diego. Gullit si è fortunato, attenzione. Gullit non sta bene. Pedone. Occhio al Bari ragazzi. Occhio al Bari. Barone. Gerson. Protti si gira benissimo le gol. Incredibile, 2-2. Un po' di cambi, entra Boban, Simone, Maldini finalmente. Gullit si è fatto male, Panucci, Van Basten, Maradona, peccato. Albertini, partita difficile a San Nicola, Bari, buona squadra, Maradona, cosa ha fatto Diego? Cosa ha fatto Diego Armando? Subito 3-2, bravi. Maldini pazzesco, Tovalieri, mamma mia Maldini, mi stava la maldinata. Siamo in sofferenza ragazzi, Però Panucci si invola, Panucci contro tutti. Paolone. Adesso dobbiamo andare di tattiche. Togliamo via Demetrio, ammonito, mettiamo Zabala. Sebarossi, Panucci. Desai, Demetrio, Panucci. Marcello. Per Zvonimir. Simone, grande azione qua del Milan, come voglio io. Simone. Demetrio. Arriva Costa Curta. Paolo. Albertini. Boban. Albertini. Mamma mia, peccato. Attenzione Diego. Savic c'è ancora i box, Vai Diego. Mendieta, Belli. Peccato. Anche mancano 2 minuti di vittoria sofferta se vince arriva. Mamma mia. Stiamo buoni. Ho messo la squadra un po' sulla difensiva, nel senso di tenere palla. Vediamo. Mara. Fa tutto quel che vuole Maradona. Che giocatore, signori. Mendieta, peccato. Attenzione, però no, sbilanciamo. No. Grazie, Desai. Possiamo sbilanciarci sul 3-2. Fioi. Marco. Bravo Gaizcone. Maradona. Boom. Fuori gioco. 6 di recupero. Concentrazione per questi ultimi minuti. Vinciamo 3-2. Raga, come ho detto, è più dura con il Milan. Raga, crisi nera per la partita col Piacenza. Tommasi, Sala, Vieri, Ambrosini, Macai, Ceverri, Cudicini e Cocco in nazionale. Devo giocare praticamente senza squadra. Speriamo bene. Andiamo con una squadra rimaneggiata con il Piacenza di Luigi Cani, Mazzantini, ex Venezia. Brioschi, anche questo deve essere ex Venezia, sì. Simone Inzaghi. Un buon Piacenza.
Vai, un Piacenza tutto italiano teoricamente. Vediamo. Veramente con una squadra, io direi di stare sul positivo. Perché non abbiamo certo i big, siamo senza squadra praticamente. Il 26esimo, Sordo, piove a Piacenza, stroppa, Recoba, mamma mia. Bravo Mazzantini. Calcio d'angolo, batte Alvaro Recoba. Luppi, mamma mia, ancora Mazzantini, fiori. Sta gasando l'ex. Comunque ho visto il Piacenza Ole Gunnar Solskjaer, infatti è incredibile, capite, il Piacenza compra Solskjaer, per capire la difficoltà comunque di questo database, cioè pazzesco. Max Taibi, Nava, si vede che mancano i giocatori, Luppi, Iachini, Stroppa, che è uno dei giocatori migliori della squadra, Pellegrini, trequartista, Pellegrini, devo far giocare Recoba alla seconda punta perché finisce la prima frazione. Giocando meglio noi, ma serve il gol. Stroppa, non ci credo. A Leonardo Garilli, Mazzantini, Rossini, Papais, il Papa, signore. Rossini. Attenzione, buono, vai Pellegrini. Va da Sordo. Pellegrini. Vanoli. Vincenzo per Vanoli. Vincenzo la perde. La recupera Montella, bravo, però l'ha persa, se l'è ripresa. Nava. Sordo. Stroppa. Boom, Iachini per poco. Posso fare cambi perché non ho nessuno di forte, ho messo solo Olive e niente. Mazzantini recupera, 65esimo, partita difficile, anche se in realtà il Piacenza non ha fatto nulla dalle statistiche. Domandiamo di più. Può essere il primo passo falso, tra virgolette, tra Milan e Venezia. Come possiamo fare? Proviamo a rischiamola. Alziamo un po' e vediamo. Alziamo la squadra, ma raga, arriva il primo pareggio a Piacenza, però con una squadra rimaneggiata. Sorteggio di Champions League, HK Athene, Alex Göteborg Rangers, ancora quella fase vecchia, non so se dopo ci sarà un aggiornamento, questo non ve lo so dire. Barcellona, PSG, Servette, Sparta, Praga, Milan, Benfica, Dinamo Kiev, Anderlecht, la Dinamo di Sheva, Bayern, Galatasaray, Man Red e Spartak Mosca. Contro l'Anderlecht, ma è una squadra già stanca, infatti devo mettere Mendieta titolare, Simone al posto di Gullit che è anche leggermente infortunato, e altri giocatori come Desai e il centrocampo è stanco, cioè mi preoccupa questa cosa, perché insomma... Champions League. Ciao fiori. C'è tensione, Beppe. C'è tensione. Prima partita. Milan-Anderlecht, ragazzi. Partita fondamentale. Bosman, grande John Bosman. La prima ce la godiamo, dai. I campioni d'Europa in carica del Milan, vittoriosi ad Atene 4-0 contro Barcellona di Johan Cruyff. Massaro, Savicevic, Desai contro l'Anderlecht in questa Champions League. E si va, ragazzi, si parte. Dobbiamo subito partire bene. Questo è l'obiettivo. The Will dal rinvio. Attenzione Gaizka. Attenzione Simone. Madonna, palo di Marco Simone. Batte Zavala. Mendieta per Panucci, peccato, Costa curta fuori. Maradona è distrutto, la squadra è stanca, ragazzi. Questa dimostrazione che il Milan è forte, sì, ma non è giovanissimo. Paolo Van Basten, gol. Marcolino Van Basten 1-0. Grande Maldini che ha fatto qualcosa di sublime. Età, mamma mia, parata del portiere, peccato.
Maldini. Comunque posso essere sincero, se rimane la formula così che va solo chi vince il campionato è molto più bello, perché è molto più difficile vincere la Champions, invece vanno tutte le quarte, le quinte, le seste, le ottave. Quindi in qualsiasi caso mi va bene, sia con un format sempre così che con il format invece storico. Paolone, Paolone. Cuore di drago, peccato. Boffin. Grande Mendieta che sembra proprio a suo agio, Gaizka, Anche se lo sto allenando più per diventare Desai, un centrocampista tecnico più che incontrista. Spettacolo rossonero. Boom, para de Wild. Basten Van Basten. E sono due, il cigno di Utrecht. Milan 2, Anderlecht 0. Bravo anche Simone. Guarda che stanchi che siamo. L'Anderlecht, è intanto Branco intanto. E Gullit, gol, mamma mia, grande Rossi. E Gullit per Maradona, che è veramente finito Gullit. Maradona. Perché neanche Gullit sta benissimo. Zettenberg. Fallo su Van Basten. L'Anderlecht va. Bosman, gol. 2-1. John Bosman accorcia le distanze dell'Anderlecht. Squadra. Vabbè, ma si rompono anche i maroni, però. Mettiamo Pavel Nedved per Desai. Facciamo così. Mettiamo Uragano Franklin e Pavel di supporto, però. Istruzioni. A volte. Leggermente più basso. Più disciplina, dribbliamo di meno. E basta. Vedo la squadra a pezzi. Zettenberg, attenzione, gol. Incredibile. John Bosman ancora. Nulla è scontato, raga, incredibile. Porca miseria. Non è andata bene. Dai. Dai ragazzi, siamo l'AC Milan, però mamma mia, attenzione. Nedved, bravo Nedved per Gullit. Marco. Rijkaard. Simone. Gol, grandissimo Marco. Torniamo davanti, ma Fioi, che sofferenza. A questo punto stiamo così, mettiamo solo equilibrata. 74esimo, Gaizka. Gullit fuori. Incoraggiamoli, perché sono morti, ragazzi. Devo rischiarla a volte. Per piacere, teniamo botta. Partita durissima, non pensavo. Preco, bravo Branco, non perderla. Rijkaard. Nedved. Mendieta, Simone. Gullit, Pavel, dai Pavel. E che tanto giovane sta gente in queste competizioni, non è facile. Simone. Mendieta! Peccato. Zettenberg. Rijkaard. Bravo Pavel. Branco. Costa Curta. Uragano Franklin. Mendieta. Sbaglia tutto, Mendieta si vede che non è ancora pronto per questi palcoscenici. Però d'altronde sono senza squadra. Mamma mia, cosa ho rischiato. Andiamo a casa per piacere, Simone. Marco che è finito. E Mendieta ancora alta, va bene, dai. E si va a vincere, ma che fatica. Siamo contro il Vicenza, altro derby di Murgita Baldieri. Di Carlo. Allenatore Guidolin. Aspetta un attimo. Vai.
Ecco, non ho visto i giocatori creati Otero, questo è incredibile secondo me. Però, è chiaro, non ci possono essere tutti, capisco. Però Otero mi piaceva molto. Vai. Venezia, Vicenza. Vanoli, Ambro. Ambro. Peccato. Ed è gol Massimo Ambrosini. Grande Massimo. Ottimo gol del Venezia. Ambrosini su sponda di Bobo. Recoba tenta il gran colpo. Mamma mia, grande Sterker. Sordo. Ancora Sordo. Tanto Levo Macai. Sordo che è stanco, e anche Recoba, perché Ceverri comunque è più forte di Recoba per il momento, anche se siamo là, però attenzione, Roy, Vieri e timbra il cartellino, purtroppo no. Montella 2-0. Grande Vincenzone, ma attenzione. Gol. Non vanno a guardare, non capisco perché ne va a guardare al VAR, però. Questo non lo capisco proprio, sinceramente. Ok. Adesso cerchiamo di difendere tranquillamente il 2-0 per non sprecare troppe energie. Rossi. Ecco subito, mamma mia, palo. Siamo all'88esimo, Eceverri. Fuori un po'. Ecce per Coco. Ambro. Attenzione, Caruso. Vicenza si affaccia. D'Ignazio. Gol del Vicenza. 2-1. Vedo che quando chiedo alla squadra di gestire fa fatica, però, Devono stare più attenti. Comunque un buon 2-1, dai. Qua non abbiamo partita di campionato, ma subito rigiochiamo in Champions League. Ok, vediamo un po' se riusciamo a fare altri 3 punticini. Aldaluz, Pio Pinto, Canigia, Paolo Bento. Buona squadra. Ma noi siamo la Milan di Milano. Benfica, Milan. Attenzione però subito Mara. Dejailone, gol. Dejailone, 1-0. Maradona fa di quegli assist. Mi durerà penso un anno o due. Sì, questo è il prossimo anno. Però ragazzi. Chi è andato? Panucci. E fatalità. No, ce l'ho manco male. Entra il tasso. Grande tasso. Sti infortuni però. Lodiamo la squadra che ha cominciato benissimo. The Champions. Dimash. Tavares. Uragano Franklin. Per Costa e mettiamoci anche Curta. Costa Curta. Francuzzo. Demetrio. Tasso. Bravissimo Tasso. Gioca ancora bene il Tasso. Albe. Rijkaard. Desai per Tassotti. Rijkaard. Sbaglia qua. Recupera Joao Pinto, ma sbaglia Marco Van Basten. Cosa ha sbagliato Joao Pinto? E Van Basten punisce. Seba Rossi. Il buon Seba. Albertini, Francuzzo, Montero, Maldini ancora, facciamo rientrare con calma, Montero, Costa Curta, Desai sbaglia malissimo, qua io ho pinto no a destra, ti prego, per fortuna la passa ma c'è Kennedy, Adimas, io ho pinto, gol, grande Seba, grande Seba.
Attenzione. Kennedy. Ancora Benfica, Van Basten anche in difesa. Van Basten, Demetrio. Rijkaard. Maradona, Van Basten. Mamma mia. Il cigno di Utrecht. Spettacolo. Calcio d'angolo. Costa Curta in cielo. Proudhon, ma anche c'è grandissimo portiere. Tassotti, Albertini, Gullit che è entrato al posto di Simone, è entrato anche Maldini. Cuore di drago, Paolo, peccato. Kennedy, Caniggia, cazzo Caniggia, no, gol. Mamma mia, Seba c'è. Punizione, Armando, mamma mia Armando. Madeira, Kennedy, il Benfica ci prova. Mancano 11 minuti più recupero. Cristobau, Bento, Madeira, Tavares. Attenzione Vitor. Aia. Gol, mamma mia, ancora Seba ragazzi, Seba Rossi. Grande partita di Seba Rossi. Angolo, Armando. Gol. Rud Gullit. Grande Rud. E Maradona, solito assist. 4-0 a Lisbona, ragazzi. Raga, chiudiamo il video di oggi chiaramente andando a vedere le classifiche. Siamo quarti, appunto con una partita in meno, anzi 2 rispetto alla Lazio, abbiamo 9 punti, quindi va benissimo con 3 vittorie. In Champions League siamo anche in Champions a punteggio pieno, quindi molto bene. E a posto, andiamo a vedere invece il Venezia dei record. Allora, siamo primi tutti a parità di partite con 3 punti sul Verona, Pescara terzo, l'Atalanta comunque segue, bello. E basta raga, quindi probabilmente tutto a posto, non ci sono ancora giocatori rigenerati da tenere d'occhio che si sta monitorando. Un saluto dal comune veneziano, si gode, ciao!